Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutte e a tutti. L'ora è calda, ma il pubblico è comunque abbastanza numeroso. E oggi siamo qui per l'inizio del Festival Collegamenti. Questo è il primo incontro. Il titolo dell'incontro è Scienze che si avvicinano, metodi, problemi e pratiche di interdisciplinarità. E questo è il primo di un ciclo di 23 incontri che compongono il festival che si tiene da oggi fino al 17 giugno. Io desidererei che il magnifico rettore, il professor Roberto Pinton, possa porgere un indirizzo di saluto a tutti, anche perché è alla sua autorevole iniziativa che si deve l'attuazione di questo festival. Quindi gli cederei la parola. Bene, grazie. Allora, innanzitutto benvenuti a tutti. Naturalmente questa sede è stata scelta perché era previsto brutto tempo. Con la meteorologia ci stiamo ancora lavorando e sarà sicuramente il cambiamento climatico comunque si discute in questo festival, quindi secondo me prendiamo appunti. No, io in realtà ero qua come uditore e ne approfitto anche per ringraziare tutto naturalmente chi ha costruito il festival. Il rettore magari può essere un promotore, un facilitatore, no? La diavolina che si mette nella caldaia, ma in realtà tutto funziona perché c'è una serie di persone molto entusiaste, alcune sono sedute anche qui in questo palco, che propongono e poi tutto ciò si può realizzare. Questo diciamo è la prima edizione, quindi ci aspettiamo che a questa ne seguano altre, poi naturalmente considerando cosa e come dovremmo fare meglio o di più o di meno nelle prossime edizioni. Oggi è proprio il primo appuntamento. Oltre al libricino, naturalmente sapete che è possibile vedere sul sito festivalcollegamenti.it il programma completo, però è un argomento molto importante che parla appunto dell'interdisciplinarità, per il quale peraltro il professor Lotti ha curato anche una pubblicazione che uscirà con questo festival. È stato, credo, distribuito anche una sorta di scheda, diciamo, di gradimento o di valutazione di quelle che sono le attività che si svolgeranno durante questo festival. Prego anche di darci una mano a capire appunto anche a noi come stiamo andando. I ringraziamenti poi a tutti li farò alla fine, però permettetemi di dire subito, già come ripetere, grazie a tutti quelli che hanno trasformato un'idea in una realtà. Ecco, una realtà che poi abbiamo piacere di condividere con tutti. Quindi grazie anche agli ospiti, i primi che si sono prestati ad essere da cavia, apripista, ma che insomma sono sicuramente una garanzia per noi. Quindi buon ascolto e buon lavoro e poi ci rivediamo per le prossime appuntamenti. Grazie. Ringrazio il magnifico rettore per le sue parole e per la sua presenza e ringrazio anche il direttore generale dell'Ateneo Utinense, il dottor Massimo Di Silverio, al cui impulso si deve anche l'attuazione di questa iniziativa. I temi di questo festival sono molto vari, l'iniziativa è stata promossa dall'Università di Udine, lo scopo è quello di incrociare i saperi, le discipline per offrire un'immagine della scienza nel suo rapporto con le trasformazioni del presente, con la complessità del presente. La ricchezza dei temi, se voi avete potuto vedere il programma, documenta la ricchezza della produzione scientifica dell'Ateneo e lo scopo è quello di mostrare i diversi argomenti in una prospettiva dialogica, trattati da esperti che però si propongono di presentarli in maniera accessibile e trasparente. E inoltre un aspetto non secondario è che i temi
di questi incontri hanno un legame spesso anche molto stretto con l'attualità culturale e più in generale con l'attualità sociale. Questa iniziativa nasce da un'idea di Multiverso, che è una rivista ed un progetto culturale promossi dall'Università di Udine e dalla casa editrice Forum, e l'iniziativa è stata permessa anche dagli sforzi del comitato organizzatore, quindi vorrei ringraziare tutti i componenti del comitato organizzatore, che vorrei elencare. Innanzitutto la professoressa Monica Anese, delegata del Rettore per la terza missione, e la professoressa Elisabetta Scarton, delegata del Rettore per il Public Engagement. Così pure la professoressa Maria Cristina Nicoli, che fu già delegata alla ricerca della nostra università. La dottoressa Sonia De Marchi, che è responsabile della segreteria del Rettore. Il dottor Andrea Lucatello, che coordina l'osservatorio sulla multidisciplinarità dell'Ateneo. La dottoressa Laura Morandini, dello studio grafico CDM Associati, e la dottoressa Norma Zamparo, coordinatrice della casa editrice Forum. Invito anche il pubblico a compilare il breve questionario che è stato distribuito in sala e poi a imbucarlo nel contenitore apposito collocato all'ingresso. Prima di iniziare, come è d'uso e come è anche opportuno, farei una breve presentazione dei nostri ospiti. Il tema dell'interdisciplinarità qui oggi sarà trattato da due, diciamo pure da tre, non voglio certo sminuire il contributo della nostra giovane ricercatrice, da tre ospiti che lo hanno affrontato da punti di vista diversi. Abbiamo nel professor Tagliagambe una competenza filosofica, epistemologica, metodologica. Abbiamo nel professor Gambassi invece anche un'esperienza operativa, direi, nella ricerca, nella coordinazione anche didattica, presumo, di questioni, di temi interdisciplinari, e nel lavoro che oggi viene qui presentato nel volume che ha pubblicato l'editore Forum e che è stato appunto scritto da Lisa Paraman. Abbiamo una ricerca molto aggiornata su come è nato il problema, su quali dibattiti nel corso del Novecento soprattutto hanno accompagnato questa questione, la questione del dialogo tra le diverse discipline. Ecco, presentando gli ospiti, il professor Andrea Gambassi, che è qui alla mia destra, è professore di fisica teorica alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, la SISSA, ed è membro del gruppo di ricerca in fisica statistica. Fino a febbraio del 2023 è stato coordinatore del corso di dottorato in Statistical Physics della SISSA. È coordinatore locale del progetto ministeriale PRIN 2017 sul tema Coarse Grained Description for Non-Equilibrium System and Transport Phenomena. Ed è, questo è il punto che ci interessa più direttamente, è direttore di ILAS, Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche della SISSA. Andrea Gambassi, ripercorro brevemente il suo itinerario accademico. Andrea Gambassi ha conseguito il dottorato in fisica teorica alla Scuola Normale Superiore di Pisa nel 2003, si è poi trasferito al Max Planck Institute für Metallforschung di Stoccarda in Germania, dove è stato prima borsista postdottorale e poi ricercatore fino al 2009. Dal 2009 al 2013 ha usufruito del programma ministeriale noto come Rientro dei Cervelli, appunto grazie a questo programma che è entrato a far parte del corpo docente della SISSA, dove ha assunto il ruolo di professore associato nel 2014 e di professore ordinario nel 2019, continuando a svolgere attività didattica e di ricerca in vari ambiti della fisica statistica. È stato membro del Consiglio di amministrazione della SISSA, del Consiglio direttivo della Società Italiana di Fisica Statistica. Oltre all'attività di ricerca, ha coordinato il corso di fisica al Master in Comunicazione della Scienza della SISSA. È un master molto noto e noi abbiamo
allievi dell'Università di Udine che lo hanno poi frequentato. Ed è un organizzatore molto attivo di seminari e manifestazioni sui rapporti tra scienza e letteratura, storia e società. I suoi interessi di ricerca sono la fisica statistica classica e quantistica, fenomeni collettivi di equilibrio e di non equilibrio, transizioni di fase e teorie di campo, forze indotte da fluttuazioni, materia soffice e attiva, processi stocastici e loro applicazioni. È autore di più di 100 articoli scientifici pubblicati nelle principali riviste internazionali con revisione tra pari, incluse le più prestigiose Nature, Nature Physics, Nature Communications and Physical Review Letters. Lisa Paravan è un'allieva dell'Università, è stata allieva dell'Università di Udine e dell'Università di Trieste. Attualmente è dottoranda in discipline filosofiche presso l'Università di Trento ed è membro della Società Italiana di Filosofia Analitica. Si è formata appunto all'Università di Udine nel corso di laurea triennale, poi nel corso di laurea magistrale interateneo all'Università di Udine e di Trieste. Si è laureata con una tesi su Walking a Lonely Road, lo scetticismo di Peter Unger. Le sue attuali ricerche vertono sull'epistemologia analitica contemporanea, in particolare sui problemi filosofici sollevati dalla corrente dello scetticismo. Per svolgere le sue ricerche, Lisa Paravan è in procinto adesso di trasferirsi all'Università della California Irvine, dove soggiornerà per un semestre. Il suo volume Due culture, riflessioni su multi, inter e transdisciplinarità, Lisa Paravan avrà la grazia di informarci sull'esatta distinzione tra queste tre denominazioni, è stato recentemente pubblicato da Forum proprio in questi giorni ed è il risultato di una ricerca avviata presso il nostro Ateneo nell'ambito dell'Osservatorio sulla multidisciplinarità. Infine dovrei presentare il filosofo Silvano Tagliagambe e, come si usa dire in questi casi, la presentazione è davvero superflua e sarà quindi anche più breve, dato che non ce n'è alcun bisogno, ma insomma il filosofo Tagliagambe è uno dei più noti filosofi della scienza italiani, se vogliamo connotare un'area particolare di riferimento. È professore emerito di filosofia della scienza all'Università di Sassari e precedentemente ha insegnato presso gli Atenei di Cagliari, di Pisa, di Roma La Sapienza e ha collaborato con le università lusofone di Porto e di Lisbona e con l'Università Complutense di Madrid. È autore di più di 400 contributi scientifici ed è stato insignito nel febbraio del 2021 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Se si scorre l'elenco delle pubblicazioni del professor Tagliagambe si osserva che documentano, direi, l'intero sviluppo della cultura filosofica e scientifica italiana dagli anni 70 fino a oggi. Non solo la filosofia della scienza, ma anche la filosofia della mente, la filosofia del linguaggio, la filosofia dell'educazione sono esplorate dalle monografie e dagli articoli di Tagliagambe, che ha tra l'altro sempre riservato molta attenzione ai risvolti sociali, tecnologici, politici della scienza, oltre ad aver studiato temi che sono sempre stati all'avanguardia, diciamo, nel momento in cui li ha affrontati Silvano Tagliagambe. Ma io non voglio citare nessuna delle sue pubblicazioni, invece mi permetto di rimandare al sito che voi troverete online, silvanotagliagambe.net, http eccetera eccetera, www.silvanotagliagambe.net, appunti e riflessioni su filosofia, scienza e società, nel quale è documentata la vastità di temi che sono stati toccati dalla riflessione di Tagliagambe. Tra l'altro alcuni concetti di cui forse potrà parlarci, il concetto di modellizzazione, di narrazione, di metaverso, sono stati impiegati da Tagliagambe proprio in relazione al tema dell'interdisciplinarità e voi li trovate esposti nel recente volume di Lisa Paravan.
Ricordo anche che Silvano Tagliagambe tenne una lezione nel marzo del 2022 per il polo di Udine dei Lincei per la scuola, di cui è responsabile e direttore il collega professor Tabarroni, tenne una lezione sui presupposti culturali per il dialogo tra scienze della natura e scienze umane. Io dirò pochissime cose per introdurre il tema, anche perché le mie riflessioni non hanno rilievo. Io ho esposto il mio punto di vista brevemente nella prefazione al volume di Lisa Paravan, ma come spunto introduttivo vorrei ricordare qualcosa che mi è capitato sotto mano, devo dire casualmente, pochi giorni fa. Nel 1976, quindi stiamo parlando di quasi 50 anni fa, Lucio Lombardo Radice, un nome che penso il professor Tagliagambe ha anche personalmente incontrato, il nome di uno studioso, un grande pedagogo, anche un matematico, affrontava in un suo saggio il tema della interdisciplinarità. Parlava dell'unità della cultura, al di là della necessità, insomma, di ricostituire l'unità della cultura al di là dello specialismo e del microspecialismo. Lo definiva già allora un problema difficile e, cito, un problema che oggi tanti e in tanti modi cercano di risolvere, ma non è un problema risolto, tutt'altro. Ecco, il saggio da cui ho tratto questa breve citazione si intitolava Logica e interdisciplinarità e fungeva da introduzione a un volume di Introduzione alla logica pubblicato dagli editori riuniti a cura del CIDI, Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti. Sembra preistoria rispetto al nostro attuale presente, ma invece non lo è. Insomma, per alcuni di noi è anche memoria viva. Ecco, questo volume voleva fornire un'introduzione elementare alla logica formale per gli insegnanti delle scuole italiane. Tra gli autori di questo volume figuravano nomi come Tullio De Mauro, Carlo Cellucci e Gabriele Giannantoni, per citare i più famosi. E Lombardo Radice indicava correttamente nella logica una forma di sapere, diceva Lombardo Radice, che aveva grande importanza, almeno per 4 indirizzi della cultura, e cioè la matematica, la filosofia, la linguistica, l'informatica e la teoria degli automi. L'idea di quel volume era quella di diffondere una cultura logica di base che potesse fungere da piattaforma comune a varie discipline. Ecco, non credo che oggi potremmo fare una proposta del genere, forse non riterremmo che la base di un discorso interdisciplinare oggi possa essere la logica formale, ma quello che mi chiedo è se si sono fatti davvero dei passi in avanti rispetto a 50 anni fa o se continuiamo a proporre il problema, spesso in maniera vacua, diciamo come un appello a cui non si dà poi seguito. Lascio la parola agli ospiti per semplicemente invitarli a proporre in questo primo round, diciamo, ciclo di interventi, se avremo modo, avremo tempo, ne faremo anche un secondo, proporre il loro punto di vista, avendo essi maturato un'esperienza che va qui riversata, per così dire, quindi liberamente a proporre le loro riflessioni sul tema dell'interdisciplinarietà. La sequenza degli interventi che abbiamo concordato è semplicemente rispetto all'ordine alfabetico, quindi parlerà prima il professor Gambassi, poi la dottoressa Paravan e quindi chiuderà il professor Tagliagambe. Prego, professore. Ok, intanto buonasera a tutte e tutti. Ringrazio Brunello per la gentile introduzione, ringrazio l'Università di Udine rappresentata qui dal Rettore per aver organizzato questo evento e ringrazio anche il Comitato di Coordinamento che non ho ben capito come ma mi ha individuato. Perché sono qua? Diciamo, il tema è dell'interdisciplinarità. Io ho la fortuna, o la sfortuna, dipende dai punti di vista, di essere direttore del laboratorio interdisciplinare della SIS. Io di mestiere faccio il fisico teorico, come diceva Brunello, quindi diciamo, mi sono volontariamente prestato a questo servizio all'istituzione perché credo nel valore dell'interdisciplinarità. Come è pensato? Cos'è questo laboratorio interdisciplinare? Secondo me conviene fare alcuni passi indietro, perché l'idea di fondare questo laboratorio
è legata all'ispirazione stessa del fondatore dell'istituzione a cui appartengo, cioè la Sissa, cioè il professor Paolo Budinic, una figura purtroppo non nota a molti, nonostante ci siano delle belle biografie anche recenti. Paolo Budinic, secondo me, è stato un personaggio incredibile, nato da famiglia a Lussingrande nel 1916, una vita estremamente interessante, studente della scuola normale come me e come Brunello, non che questo voglia dire molto, però. E, insomma, è una figura che aveva una visione sostanzialmente unitaria del sapere. Lui, per varie vicissitudini, si trova a Trieste, purtroppo, lo sapete bene, qui a Udine ci fu il terremoto, ricostruzione post-terremoto, lui ebbe l'idea di, perorare la causa della creazione di una scuola di dottorato, la prima in Italia, a Trieste, la Sissa. E lui riuscì a costruire, a introdurre i corsi di dottorato per principalmente matematica e fisica. Avrebbe voluto introdurre anche l'equivalente di quello che alla scuola normale, che lui prese a modello, era la classe di lettere. Avrebbe voluto fare anche una scuola avanzata di studi umanistici, non ne ebbe le forze, però visto che lui credeva fermamente nell'unità del sapere, decise nell'86, quindi la Sissa è stata fondata nel 78, nell'86, quindi alcuni anni dopo, decise di fondare questo laboratorio interdisciplinare. E con quale scopo? Con lo scopo di mettere in dialogo le scienze dure fatte alla Sissa, la matematica e la fisica, e poi con gli anni sono aggiunte le neuroscienze, con cosa? Con le altre discipline del sapere, ma anche con la comunità. Perché, come diremo, forse avremo modo di dire, per superare le divisioni innanzitutto si deve trovare un linguaggio comune, quindi il primo passo per un qualunque tentativo di interdisciplinarità è la capacità di comunicare. E nel corso degli anni il laboratorio interdisciplinare ha fatto tante cose. Sono stati coinvolti nel laboratorio interdisciplinare persone quali Claudio Magris, che teneva un corso sui linguaggi scientifici e linguaggi letterari. E poi appunto un momento di svolta fu il 1993, in cui persone del calibro di Franco Prattico e poi successivamente giornalisti indimenticabili come appunto Pietro Greco fondarono il Master in Comunicazione della Scienza, che tuttora esiste. Quest'anno celebreremo il 30° anno e che vuole essere un primo sforzo per la diffusione della cultura scientifica. Se volete, che è, come si legge anche nel libro di Lisa, che è uno degli aspetti possibili, dei modi di mettere in comunicazione dei saperi diversi. All'interno del laboratorio ci occupiamo, nel corso degli anni ci siamo occupati di tante cose, dalla lettura scenica del De Rerum Natura a attività di neuroetica, no? Neuroetica, quindi due cose che non è ovvio come stesso insieme, seminari anche pubblici in cui si è parlato della scienza in Dante, della scienza in Leopardi, e qui posso citare un esempio estremamente interessante. Nel 2015 organizzammo un incontro a Trieste con Gaspare Polizzi, che voi sicuro conoscerete. Gaspare Polizzi, filosofo italiano, grandissimo esperto di Leopardi, e un seminario pubblico che si intitolava Scienza e filosofia della natura e Leopardi. L'allora direttore del laboratorio interdisciplinare, il mio collega Giuseppe Mussardo, si innamorò del tema, tant'è che 4 anni dopo, nel 2019, è uscito un libro a doppia firma Polizzi-Mussardo, L'infinita scienza di Leopardi, e io nella postfazione dicevo: vedete, questo è un chiaro esempio di interdisciplinarità, cioè un esperto di Leopardi e un fisico teorico che parlano, dialogano e cercano di evidenziare quale sia l'ispirazione scientifica del Leopardi. Il tempo guardamelo te, che io quando parlo vado avanti 2 ore. Okay. Quindi secondo me e poi ultimamente negli ultimi 7 anni, quindi questa è la prima edizione di un festival, noi a Trieste ne abbiamo uno piccolino che va avanti da 7 anni, ci impegniamo moltissimo oltre che al master, appunto come della scienza, in Scienza e Virgola, che come dice il titolo vuole mettere principalmente in relazione la scienza e il mondo dei libri. Vuole essere un momento per riflettere sulla rappresentazione della scienza
nei libri per il grande pubblico, e quindi un momento per riflettere sul ruolo sociale della scienza, i rapporti tra scienza e società. E nel corso degli anni l'obiettivo del festival si è ampliato, ora abbiamo scienza e teatro, quindi la rappresentazione della scienza nel teatro, dibattiti appunto anche su temi molto controversi o molto anche toccanti. Quest'anno abbiamo avuto insomma, con tutto insieme di autori. Quindi questo. Però ecco, qui magari cioè, per capire l'ispirazione vorrei citare un attimino quello che scriveva Paolo Budinic negli ultimi anni della sua vita, in realtà intorno al 2000. Lui scrisse un libro che si chiama L'arcipelago delle meraviglie, dove un po' ripercorre la sua vita di marinaio, lui nato a Lussingrande, ma anche di uomo di scienza e di grandissimo organizzatore, perché quasi tutto il sistema scientifico triestino è stato fondato da Paolo Budinic. E lui nell'Arcipelago delle meraviglie dice: a me piace pensare la vita come un viaggio in un paese arcano e sconosciuto che intraprendiamo forniti da un mezzo che io, nato su un'isola, immagino simile ad una barca, per navigare in un vasto arcipelago. Ecco, alla fine questo arcipelago per lui è l'arcipelago della conoscenza. L'arcipelago sono tante piccole isole, formalmente disconnesse, che però formano insieme il sapere, e lui dice una barca fornita da ben ordinati comparti, i famosi settori scientifici disciplinari, ben ordinati comparti dove abbiamo trovato meravigliosi strumenti per vedere, ascoltare, comunicare, ma anche per rielaborare le reminiscenze, per formulare progetti, congetture e speranze che saranno le mappe per orientarci nel nostro viaggio, per disegnare le rotte da seguire e registrare le scoperte che faremo durante il viaggio. E lui dice: a tutti raccomando caldamente di cercare, scoprire e frequentare questo arcipelago delle meraviglie, vi assicuro che ne varrà veramente la pena. Quindi lui aveva questa visione unitaria. E qui, se volete, posso iniziare con una provocazione, no? Qui stiamo parlando di interdisciplinarità, quindi il problema, spesso si dice c'è il problema delle due culture, la cultura scientifica e la cultura umanistica, ma se uno si ferma un attimino a riflettere, ma il problema delle due culture è un problema del sapere o della sociologia del sapere? Perché, se volete, il sapere ha una radice comune, che intanto il motore comune è la curiosità. Quindi senza curiosità non c'è sapere, no? o la volontà di navigare nell'arcipelago delle meraviglie. Ci sono tantissimi approcci comuni che sono i più vari. Si va dall'idea di essenzialità, rasoio di Occam, all'idea di armonia che accomuna la musica, ma anche la matematica, all'idea di bellezza fondamentale in estetica e architettura, ma in fisica teorica, se volete poi possiamo discutere, dire che poi Silvano, la logica deduttiva, fa parte, o anche induttiva, il metodo sperimentale, l'approccio probabilistico. Quindi è tutto queste, se volete, i compartimenti nella barca di Budinic e la cassetta degli arnesi con cui... Quindi c'è qualcosa di comune, ma allora forse queste separazioni sono state introdotte, queste separazioni disciplinari sono un po' artificiali, no? Chiaramente questa è legata, poi questo lascerò la parola agli esperti perché io ho un'esperienza nel campo e non ho molte riflessioni. Problemi di filosofia che nascono dalla fisica, determinismo, indeterminismo, la meccanica quantistica è una fonte inesauribile di stimoli, la fisica statistica di cui mi occupo, il passare appunto dall'idea del determinismo, l'irreversibilità del tempo, sono tutte cose che nascono dalla fisica, che noi fisici spesso pratichiamo senza rendercene conto, però se qualcuno, magari un filosofo, ci ferma e ci dice: scusa, ma ci hai pensato bene a quello che stai facendo? Dice: ah, ma va? Sì, non ci avevo pensato. E così, secondo me, può iniziare un dialogo. L'interdisciplinarità è un problema di cosa si insegna o di come si insegna, no? Questo, secondo me, è una cosa che la separazione delle materie. E poi l'interdisciplinarità nell'istruzione e nella formazione è una questione di materia o di metodo? Oppure nella ricerca l'interdisciplinarità deve essere top down o bottom up? Ce la deve imporre il ministero, giusto per fare un esempio visto che siamo tra universitari, o dobbiamo prendere delle azioni positive dal basso per facilitare l'interdisciplinarità?
Ovviamente l'interdisciplinarietà è una necessità per affrontare i problemi complessi dell'oggi. Il Covid ce l'ha fatto vedere, l'intelligenza artificiale ce lo sta facendo vedere. Vabbè, poi l'eccessiva specializzazione è un male? Forse sì, però su questo poi magari parleremo. Secondo me un po' la chiave dell'interdisciplinarità a livello della ricerca è effettivamente la collaborazione dal basso tra esperti di diverse materie. Cioè se io, Andrea Gambassi, non riesco più ad essere, non lo sarei mai stato comunque, Leonardo o, diciamo, o il tipico poliedrico rinascimentale, magari io conosco bene il mio campo, se trovo delle persone esperte in altri campi, biologi, filosofi, ma mettendosi a sedere con tanta pazienza si riesce a trovare un terreno di dialogo comune con apertura e pazienza, e da lì può nascere l'interdisciplinarietà dal basso. Ultima cosa, l'interdisciplinarità c'è anche il lato negativo, no? Cioè quello dicevo prima, l'interdisciplinarità può dare luogo a imposture intellettuali. E perché uso imposture intellettuali? Perché questo è il titolo di un libro famoso di diversi anni fa, del 1997, di un collega fisico-statistico, Alan Sokal, fisico-statistico matematico, e Jean Bricmont, in cui mostrano che nel corso degli anni, negli ultimi 30-40 anni, c'è stato a volte sotto il nome di interdisciplinarità si sono nascoste vere e proprie imposture intellettuali con filosofi di tutto rispetto, che non citerò perché comunque, diciamo, un futuro voglio avere anch'io in accademia e non solo, persone ritenuti maître à penser a livello mondiale, che in realtà riempivano i loro scritti di termini e concetti presi a prestito, quindi qui sto parlando di filosofi postmoderni, via, ora sarò un po' più preciso, prendevano parole e termini, tutto un insieme di terminologie a prestito dalla fisica, dalla matematica, utilizzandoli completamente a sproposito, con forse l'intento truffaldino di far credere che ci fossero delle profondissime connessioni, quando in realtà era semplicemente un mero sproloquio. Ecco, questa è l'interdisciplinarità che non vorremmo assolutamente, della quale non vorremmo nemmeno parlare. Quindi queste sono alcune cose, ora non so se avremo tempo di parlarne, io buttate là, e poi se volete vi dico magari al secondo giro la mia esperienza sul campo. Okay. Grazie. Grazie. Grazie per questo contributo e invito Lisa a darci conto delle riflessioni che ha ricavato da questo suo studio così fresco. Sì, appunto io ho avuto l'opportunità di occuparmi di questo tema grazie a un tirocinio svolto lo scorso anno, proprio qui all'Università di Udine, collegato all'attività dell'Osservatorio sulla multidisciplinarità, e il volume Due culture, riflessioni su multi, inter e transdisciplinarità è frutto di questo lavoro, per cui ringrazio sentitamente l'Università e anche i miei tutor, la professoressa Claudia Di Sciacca, Andrea Lucatello e il professor Lotti, che ha anche scritto la prefazione al volume. E in quei mesi ho potuto ricostruire il dibattito sull'opportunità e sul valore di un approccio interdisciplinare sia nella didattica che nella ricerca, nei suoi aspetti storici ma anche in quelli teorici e metodologici. A una considerazione superficiale sembra intuitivo cogliere cosa si intende per interdisciplinarità, ma non è così semplice precisare univocamente il fenomeno. Le definizioni proposte in letteratura sono molteplici e sicuramente presentano punti di contatto, ma ci sono anche molte ambiguità che rendono alle volte difficile orientarsi nel dibattito. E si è giunti a una visione concorde rispetto a tre concetti, appunto quelli di multi, inter e transdisciplinarità. E per multidisciplinarità si intendono studi e lavori che prevedono una giusta posizione additiva, quindi non integrativa, di discipline, attorno a uno stesso tema, a uno stesso problema. Quindi è un modo di lavorare in parallelo, diciamo, che però non prevede una sintesi finale integrativa che semmai è lasciata al destinatario del lavoro. Sicuramente il tema viene arricchito, ma appunto non c'è questa integrazione, che è invece quello che caratterizza l'interdisciplinarità. L'interdisciplinarità può avere forme diverse di integrazione a vari livelli,
vengono distinte forme strumentali, metodologiche di interdisciplinarità, quindi in cui l'integrazione sia quando un metodo o uno strumento di una determinata disciplina viene rifunzionalizzato nel contesto di un'altra disciplina, ma anche forme teoriche riflessive in interdisciplinarità quando l'integrazione avviene a un livello ulteriore, quindi coinvolge le stesse categorie concettuali che vengono usate dalle discipline o si procede a una costruzione collaborativa di nuove categorie più comprensive. E invece il concetto di transdisciplinarietà è probabilmente quello su cui c'è più confusione, viene usato per indicare due fenomeni diversi, sia in relazione ad alcune posizioni, penso soprattutto a quella di Nicolescu, ad esempio, che prevedono un impegno programmatico, diciamo, il rinnovamento del sapere e della cultura sotto ogni aspetto, anche in relazione alla dimensione politica, sociale e collettiva, nella direzione di quello che Nicolescu chiama un nuovo umanesimo che sia anche un transumanesimo. Però molto più spesso il termine transdisciplinare viene utilizzato per studi e per indagini che riguardano problemi appunto molto complessi come il cambiamento climatico o la gestione delle risorse naturali, oppure anche problemi sociali particolarmente di ampia scala come ad esempio la salute pubblica. E in questo tipo di indagine spesso si richiede la presenza di numerosi attori anche extra accademici, e questo pone a maggior ragione il problema della comunicazione appunto tra chi è impegnato in queste iniziative. E se questi tre concetti indicano appunto tre aspetti distinti, tendenzialmente si usa interdisciplinarità per indicare il fenomeno nel suo complesso, quindi è il termine che ho scelto per il resto dell'intervento. Ecco. E, appunto, da un lato molti sottolineano l'aspetto quasi nostalgico dell'interdisciplinarità, che viene pensata come un recupero di un'unità ideale del sapere che adesso ormai è perduta in un certo senso. Però molto più spesso interdisciplinarità è diventata sinonimo di innovazione, di cambiamento, quindi degli sviluppi alle frontiere della conoscenza. E sicuramente entrambe le posizioni colgono qualcosa del fenomeno che si caratterizza per una tendenza integratrice dei vari apporti disciplinari, senza però tendere forzatamente a una ricomposizione totale del sapere nella sua integrità. E dall'altro, se è vero che le forme più diffuse di collaborazione tra i saperi si hanno di fronte ai problemi posti dalla pratica, queste forme strumentali di dialogo tra i saperi non sono le uniche possibili e non sono nemmeno le uniche auspicabili. E la discussione sul tema ha avuto origine appunto nella seconda metà del Novecento e da allora la letteratura dedicata è davvero cresciuta in modo esponenziale e si pensa che il primo volume Interdisciplinarity Problems of Teaching and Research in Universities, che è un volume dell'UNESCO che per la prima volta affronta in maniera sistematica il problema dell'interdisciplinarità nell'università, è stato pubblicato nel 1972, quindi appunto sono passati davvero parecchi anni. E forse parlare dell'interdisciplinarità come di un problema sembra una scelta forte, però sono davvero molte le difficoltà connesse a questo approccio e alle pratiche interdisciplinari nel contesto accademico, e queste difficoltà sono state oggetto di interesse fin dai primi lavori sul tema, mostrando quindi come non sia possibile discutere seriamente dell'opportunità di attuare l'interdisciplinarità senza considerare anche queste difficoltà che pone non solo sotto il profilo metodologico ma anche sotto il profilo istituzionale. E ormai nessuno nega l'importanza del dialogo tra i saperi, un dialogo che debba superare la frammentazione e la dispersione che caratterizzano il panorama culturale contemporaneo. E lo stesso Snow, nella sua famosa pubblicazione The Two Cultures and the Scientific Revolution, afferma, cito, che il punto di scontro tra due soggetti, due discipline, due culture, dovrebbe produrre occasioni creative. Nella storia dell'attività mentale è qui che si sono prodotte alcune fratture. Le occasioni ora ci sono, ma sono per così dire sospese nel vuoto, per il fatto che i membri delle due culture non riescono a parlarsi. E sospese nel vuoto, letteralmente lui dice in a vacuum, quindi un potenziale creativo che in un certo senso rimane latente di fronte alla tanto lamentata iperspecializzazione delle scienze. Non che di per sé si possa dire che la specializzazione sia negativa, perché è indubbio ha contribuito enormemente all'avanzamento del sapere. Tuttavia, la problematica più grave dell'iperspecializzazione è la tendenza all'autoreferenzialità. E spesso in letteratura, quando si parla di discipline, si parla di comunità di discorso.
E questo aspetto legato al linguaggio e ai linguaggi che dividono, anziché favorire il dialogo interdisciplinare, è molto presente, e appunto nella pratica dell'interdisciplinarità il problema principale forse è quello di superare le difficoltà connesse alla comprensione, forse all'incomprensione dei contributi altrui. E come tanta attenzione è stata data anche agli aspetti e alle dinamiche relazionali del lavoro interdisciplinare, quindi i problemi connessi alla team science. Ma le difficoltà legate all'interdisciplinarità non riguardano solo metodi, approcci e prospettive diverse che vanno integrate nel concreto della pratica interdisciplinare. Riguardano anche, forse soprattutto, le forme in cui il sapere si è strutturato istituzionalmente. Quindi il rapporto tra disciplinarità e interdisciplinarità intese come due diverse modalità di realizzazione ma anche di riconoscimento del lavoro intellettuale. E appunto va fatta quindi una precisazione fondamentale a questo proposito, perché a salvo alcune posizioni marginali, nella letteratura corrente sull'interdisciplinarità è decisamente maggioritaria l'opinione che vede disciplinarità e interdisciplinarità come complementari. Quindi ogni serio lavoro interdisciplinare si fonda sui contributi disciplinari stessi, che ne sono una condizione di possibilità essenziale. E si può dire che lo sono anche storicamente, perché non si sarebbe arrivati al dibattito, alle riflessioni sull'interdisciplinarità se non si fosse prima affermata la struttura disciplinare del sapere. Quindi è stato appunto lo stesso sviluppo delle conoscenze a condurre la nascita di ambiti di studi distinti, che si sono resi autonomi e man mano sempre più specializzati, e queste distinzioni si rispecchiano all'interno del mondo accademico, banalmente nella divisione in facoltà e dipartimenti. L'università moderna, a partire dal XIX secolo, è stata in grado di assimilare i nuovi campi specializzati della conoscenza e di diventare centro di produzione di sapere anche per le nuove discipline che andavano affermandosi, e lo stesso accade ancora oggi. Infatti i nuovi campi di studio diventano oggetto di insegnamento e vengono incorporati nelle istituzioni formative. Ma questo processo comporta anche la strutturazione di sapere e di ricerca in una forma precisa, attorno a quella che viene definita a volte la cellula base dell'università, ovvero la disciplina, appunto. L'autonomizzazione di un campo di studi passa anche attraverso l'autonomizzazione di una comunità di riferimento, che è una comunità di studiosi che si dedicano a questo ambito di studi. L'appartenenza a un determinato ambito si lega quindi al riconoscimento di un gruppo che è dotato di una legittimazione sotto il profilo sociale, culturale e anche scientifico. E il lavoro accademico, la produzione del sapere vengono classificati proprio in riferimento a una disciplina specifica. Si pensi alle riviste scientifiche, ai convegni, agli stessi settori di classificazione dei progetti e dei prodotti della ricerca. E si tratta di una costruzione di identità che non passa solamente attraverso una determinata modalità di espressione teorico-metodologica del proprio ambito di specializzazione, ma anche attraverso una modalità di riconoscimento di ciò che appartiene a tale ambito e di esclusione di ciò che non vi appartiene. Ed è per questo che l'interdisciplinarità costituisce un problema all'interno di questa cornice di riferimento. Se un certo grado di specializzazione è un portato inevitabile dello sviluppo del sapere, questo inizia a diventare un ostacolo nel momento in cui limita l'esplorazione di campi o di problemi che si collocano ai confini tra due o più discipline, che richiedono quindi un'integrazione tra le stesse. E se la struttura disciplinare è stata il modo in cui l'università è stata in grado di adattarsi agli sviluppi del sapere, questa struttura diventa un problema per lo sviluppo ulteriore della conoscenza nel momento in cui non riesce a dare il giusto spazio, ma anche il giusto riconoscimento a quelle alle tendenze che ora vanno anche in senso opposto, ovvero al superamento dei rigidi confini disciplinari intesi in senso tradizionale, appunto. Grazie Elisa per questo. Grazie per questo tuo intervento, la ricchezza di riflessione che tu hai proposto in maniera sommaria è molto ben documentata nel volume, che invito a leggere, e adesso attendo l'intervento, attendo con impazienza di ascoltare le considerazioni di Silvano Tagliagambe, al quale cedo la parola. Ora, qualche anno fa sono stato chiamato a far parte di una commissione ministeriale per la riforma degli istituti tecnici e professionali. Avevo già un'esperienza di commissioni di riforma della scuola con Luigi Berlinguer, con la Moratti e con altri ministri. Il presidente di questa commissione era un personaggio che conoscete bene,
e cioè Alberto Felice De Toni, rettore fino a poco tempo fa di questo Ateneo, oggi sindaco di questa città, mio amico della cui appunto amicizia mi vanto, e insieme decidemmo di fare un esperimento, di dire vabbè, negli istituti tecnici la scienza, ma voglio dire, proviamo a vedere se ci sono degli aspetti unificanti nell'insegnamento delle diverse discipline scientifiche, e ci sono, e proviamo ad abbozzare il progetto di una didattica delle scienze integrate, le chiamiamo così, dicendo, vabbè, c'è un linguaggio comune tra la biologia, la fisica, la geologia, la chimica, con alcune differenze e specificità, però indubbiamente una base comune c'è. C'è il problema della modellizzazione, che è comune a tutti questi campi e che quindi costituisce un elemento unificante indiscutibile. C'è indubbiamente il problema di un approccio metodologico basato sull'osservazione, e c'è soprattutto l'uso specifico di quello che chiamavamo gli strumenti per pensare, cioè l'analisi, l'astrazione, l'induzione, la deduzione, l'abduzione, che chiaramente in queste discipline hanno un uso in gran parte comune. E provammo a sviluppare questo tipo di progetto consultando una letteratura significativa, il manuale di fisica di Feynman, che propone esempi estremamente significativi da questo punto di vista, quello di Landau-Lifshitz, e anche quello di Giuliano Toraldo di Francia, Indagini del mondo fisico, che era stato pubblicato da Einaudi, libro che fa vedere la possibile ibridazione non solo tra le diverse discipline scientifiche, ma anche tra la scienza, la storia della scienza, l'epistemologia, la logica e via dicendo. E quindi lavorammo in maniera intensa a questo progetto di scienze integrate. Non la faccio lunga, sapete com'è finita la questione? No, è finita in questo modo. Nelle applicazioni che poi i burocrati del Ministero diedero di questo nostro sforzo, i programmi vennero concepiti in questo modo. Scienze integrate, 2 punti fisica, scienze integrate, 2 punti biologia, scienze integrate, 2 punti geologia. Cioè la negazione di ogni di ogni forma di integrazione alla quale avevamo dedicato tutti i nostri sforzi, e il ritorno a una partizione disciplinare che negava le premesse. E questo, voglio dire, per chi conosce un pochino la logica è frustrante, perché quando si nega una premessa, no? Poi, indipendentemente dal fatto che il conseguente sia vero o falso, la proposizione nel suo campo, nel suo insieme è sempre vera, perché è insignificante a quel punto. E quindi chiaramente questo esperimento che facemmo, concreto, di cui esistono tracce credo anche molto interessanti e significative, ebbe questa fine ingloriosa. Ma perché? Perché noi siamo ancora prigionieri di un mito, per sradicare il quale proverò a concentrare la mia attenzione su una figura che io amo molto, figura di uno scienziato autorevole ma particolarmente significativo per i temi che stiamo trattando, e cioè Wolfgang Pauli, premio Nobel per la fisica nel 1945 per la scoperta del principio di esclusione che porta il suo nome. Perché Wolfgang Pauli? Perché Wolfgang Pauli, se si studia bene la sua figura, è la falsificazione del mito che all'interno della stessa disciplina non ci siano problemi di comunicazione e di fraintendimento. Allora, perché dico questo? Andate a vedere l'epistolario tra 2 pesi stramassimi della fisica del Novecento, e cioè Albert Einstein e Max Born. Albert Einstein lo conosciamo tutti, Max Born, premio Nobel per la fisica, anche lui per la scoperta dell'interpretazione in chiave probabilistica della funzione d'onda di Schrödinger, la soluzione della meccanica quantistica. Ebbene, Einstein e Born
fisici entrambi, che si occupavano degli stessi argomenti, che quindi militavano all'interno di una disciplina comune. Se voi andate a vedere lo scambio trentennale di lettere che è stato pubblicato da Einaudi sotto il titolo Scienza e Vita, vi accorgete di un fatto, che proprio quando parlavano di meccanica quantistica proprio non si capivano. Non è che non erano d'accordo, guardate bene, perché il disaccordo, proprio non si capivano. E la dimostrazione del fatto che non si capissero la si ha quando a un certo punto Max Born, spazientito da questa mancanza di comprensione, propone ad Einstein una cosa che può sembrare paradossale all'interno della stessa disciplina, ma non lo è. E cioè, non ci capiamo, abbiamo bisogno di un traduttore dei nostri punti di vista. Di un traduttore che traduca a me le tue opinioni e viceversa. E individuarono di comune accordo questo traduttore comune in Wolfgang Pauli. Infatti, se voi andate a vedere l'epistolario di Einstein e Born, le lettere sono tutte di loro due, con qualche intrusione della moglie di Born, e ci sono soltanto 3 lettere di Pauli. E queste 3 lettere sono estremamente significative, andatevele a vedere, perché in queste 3 lettere Pauli spiega ad Einstein dico, il punto di vista di Max Born e a Max Born il punto di vista di Einstein. E il commento dopo aver visto queste lettere di Max Born ad Einstein è questo: se ci avessimo pensato prima, chiaramente non avremmo perso tanto tempo, perché Pauli, con il rigore e quell'acutezza intellettuale che spaventava qualunque fisico che se lo trovasse di fronte a un convegno, che sapeva che se avesse semplicemente nelle sue argomentazioni sviluppato un qualche baco, Pauli ci si sarebbe buttata a capofitto e l'avrebbe in qualche modo evidenziato e amplificato. Pauli traduce all'uno il punto di vista dell'altro. Quindi sfattiamo un mito intanto. Gli esempi ne potremmo fare tanti, ma questo è il più eclatante. Non è vero che all'interno della stessa disciplina non esistano problemi di comunicazione e di comprensione. E quindi, diciamo, quando per smontare il castello dell'interdisciplinarità o della transdisciplinarità si fa riferimento alla difficoltà di comunicazione e di comprensione, si fa riferimento a un problema che in realtà, magari in forma meno acuta, sussiste anche all'interno delle stesse matrici disciplinari. In filosofia questo è la norma. Ma che lo sia all'interno di una disciplina come la fisica teorica, su una teoria scientifica, guardate bene, cioè sulla meccanica quantistica, non stiamo parlando di discussioni filosofiche, stiamo parlando dell'interpretazione da dare alla meccanica quantistica, del fatto se sia ammissibile che una teoria sia non locale, e via, cioè di problemi che riguardano strettamente la fisica teorica. E questo è un primo. L'altra ragione per cui amo molto Pauli è che Pauli invece fu protagonista di un altro epistolario, perché in quella appunto di Einstein-Born entrò soltanto nella forma accessoria che ho detto, e cioè l'epistolario con il fondatore della psicologia analitica, e cioè con Jung. Ho ricostruito con uno psicologo junghiano chiaramente il senso di questa collaborazione tra uno psicologo del profondo, non uno psicologo sperimentale, uno psicologo dell'inconscio, fondatore insieme a Freud della psicologia dell'inconscio, e un fisico. Quali erano i punti comuni? Il punto comune su cui chiaramente costruirono la loro collaborazione, uno dei più importanti, era il principio di sincronicità varato da Jung per spiegare alcuni fenomeni che si registravano all'interno dei processi cerebrali. E l'apporto di Pauli alla discussione di questo problema è estremamente significativo, tanto più significativo perché oggi la collaborazione tra scienze diverse, in particolare tra la fisica, le neuroscienze
la biologia e la genetica, sta mettendo in evidenza fatti di un'estrema importanza, che non sono fatti di collegamento tra discipline. Cioè, anche smontiamo un altro mito. L'interdisciplinarietà non interviene soltanto nei punti di collegamento, nei ponti, interviene anche nella sostanza disciplinare. E quello che sta accadendo all'interno delle neuroscienze è particolarmente significativo perché, ad esempio, un fisico che ha collaborato, italiano, Giuseppe Vitiello, che ha collaborato molto con un neuroscienziato americano, cioè prima hanno fatto insieme un modello del cervello basato sulla teoria quantistica dei campi, ricorda un fatto, cioè che se noi andiamo a vedere, a fare, come stanno facendo oggi i fisici, un'operazione banale, e cioè prendiamo in considerazione i collegamenti a lungo raggio tra i diversi processi neuronali, circuiti neuronali. Stiamo parlando, a lungo raggio vuol dire in termini lineari nel cervello 19-20 centimetri. Però se andiamo a vedere questa estensione spaziale e consideriamo i tradizionali modelli di spiegazione delle forme di comunicazione interne al cervello, e cioè neurotrasmettitori, sinapsi e via dicendo, ci accorgiamo di un fatto banale, che questi modelli di trasmissione sono troppo lenti per spiegare la copertura di questa distanza apparentemente piccola di 19 centimetri e quindi non riescono a spiegare i collegamenti a lungo raggio tra diverse aree disciplinari. Tant'è che per spiegare questi collegamenti a lungo raggio i fisici, la teoria quantistica dei campi, fa riferimento a non più soltanto a processi interni di trasmissione tra le diverse aree cerebrali, ma fa riferimento a problemi come la simmetria, la rottura spontanea della simmetria, la dissipazione e via dicendo, tutti i fenomeni. Stanno postulando persino che nel cervello ci sia qualche cosa di analogo alle quasi particelle di Landau che spiegano il carattere sistemico di alcune sostanze, ad esempio le caratteristiche del diamante per cui vincola la libertà delle singole particelle, e stanno postulando l'esistenza di qualcosa di analogo, i quasi neuroni, ad esempio. Allora, questo per dire che cosa? Per dire che da una parte Pauli interviene come traduttore, tra virgolette, tra due punti di vista che non si comprendevano all'interno di una stessa disciplina, sfatando il mito che all'interno di una stessa disciplina non ci siano problemi di comunicazione. Dall'altra parte, attraverso invece la comunicazione e la collaborazione con un pensatore che apparteneva a un'area culturale, non solo disciplinare, totalmente diversa, Carl Gustav Jung, Pauli comincia a far emergere un problema, quello della sincronicità dei processi cerebrali, che oggi sta diventando uno dei problemi cruciali per capire il funzionamento del cervello, quindi sta diventando un problema cruciale di approccio disciplinare ben preciso, a dimostrazione del fatto che l'interdisciplinarità ben condotta può generare problemi che rinnovano e fanno avanzare i punti di vista all'interno di una medesima disciplina, di una specifica disciplina. Insomma, per capire il problema del rapporto tra disciplinarietà e interdisciplinarietà e, afferrare il nucleo culturale, bisogna sfatare dei miti. E noi siamo pieni di questi miti. Siamo pieni del mito, del fatto, fino a poco tempo fa si diceva addirittura che l'interdisciplinarità era qualche cosa, poco più di un flatus vocis, una sorta di esercizio di generosità che non produceva nessun tipo di concretezza a livello di ricerca. Beh, se prendessimo un pochino più sul serio quello che è successo effettivamente nella dinamica delle teorie scientifiche, ci accorgeremo che le cose non stanno affatto così.
E mi piace concludere ricordando quello che diceva il mio maestro a Milano, cioè Ludovico Gemonat, che diceva sempre: certo che esistono le barriere o i confini tra le discipline, ma ricordatevi sempre di una cosa, che i confini non sono fatti tanto per demarcare, ma sono fatti per essere superati. Grazie, ringrazio davvero per questo intervento Silvano Tagliagambe e anche per questa chiusura che ci ricorda un'indicazione di un grande filosofo italiano come è stato Gemonat. In questa seconda parte del nostro incontro io porrei una questione, se vogliamo, più semplice, e cioè la domanda che vorrei porvi è questa. La questione dell'interdisciplinarità si risolve accrescendo la nostra sensibilità metodologica, appunto, sfatando i miti di cui si è detto adesso, evitando di praticare una interdisciplinarità che risulta poi in imposture e così via. Cioè è questo il punto chiave per permettere un passo avanti? Oppure è necessario anche immaginare diverse forme di organizzazione del lavoro, cioè una questione proprio professionale, di professione intellettuale, che riguarda il modo in cui svolgiamo ricerca, non solo, ma anche da un punto di vista didattico, all'interno delle istituzioni universitarie. E quindi naturalmente qui viene in gioco non solo la questione della divisione in settori, ma forse anche il modo in cui noi ci formiamo inizialmente, gli studi che facciamo, insomma, è difficile maturare competenze allo stesso livello anche in ambiti vicini ma diversi, no? Eppure questo una volta nella storia della cultura occidentale era molto comune, insomma ci sono esempi illustri nel Novecento e non sto a citarli, insomma, ma figure di grande rilievo. E quindi la mia domanda è questa, e soprattutto se voi avete indicazioni che direi quasi operative da fornire su come si possa intravedere una strada, un percorso per ottimizzare le possibilità di una feconda interdisciplinarità. Quindi di nuovo chiederei ad Andrea Gambassi di darci un suo contributo punto a partire, di punto di vista a partire dalla sua esperienza. Ma diciamo, secondo me il problema, come dicevo, l'interdisciplinarità non si insegna, si insegna il metodo interdisciplinare e secondo me bisognerebbe andare alle origini della formazione, cioè a partire proprio dalle basi, dalle scuole elementari e medie, in cui si comincia gli studenti cominciano a vedere i diversi, quelli che chiameremo i diversi ambiti disciplinari. Se già a quel livello un corpo docente particolarmente illuminato e cooperativo cominciassero a far vedere le connessioni esistenti, lo fanno già probabilmente, ma a un livello un po' più profondo, le connessioni già esistenti a quei livelli, poi diventa una forma mentis, cioè, come dicevo prima, l'origine della conoscenza è la curiosità. Se uno è curioso sia nel decifrare il lineare B, così come nel programmare un computer o nel fare uno scavo archeologico o nel riflettere sui fondamenti dell'esistenza, no? Quindi secondo me bisognerebbe snozionizzare, perché un'altra cosa è che chiaramente spesso le barriere sono legate al nozionismo, o al fatto che all'interno di ogni isola si sono formate lingue diverse per dire a volte la stessa cosa, no? Quindi se già nelle prime fasi della formazione degli studenti si promuove la cultura del sapersi svestire dei propri panni per vestirsi dei panni degli altri e cercare un terreno comune di dialogo e far vedere che ci sono dei metodi, degli approcci comuni, quello secondo me è la carta vincente. Ovviamente è una carta che se giochiamo ora i primi frutti ci saranno tra 20 anni, che sappiamo bene che in questo paese questo tipo di lungimiranza è cosa rara,
però questa è una cosa. Poi chiaramente a livello universitario, qui si potrebbe stare 3 ore a discutere, perché diciamo, a livello universitario è tutto un gioco allora, io sono settore di fisica teorica FIS 02 e me lo porto dietro tipo un marchio. Quando vado ai congressi, ma tu sei FIS 02 o FIS 03? Cioè, notate la differenza tra fisica teorica delle interazioni fondamentali e fisica teorica della materia. Ora, diciamo, io sono nel mezzo, non a caso io ho l'abilitazione, ora sono ordinario di fisica teorica, ma avevo l'abilitazione anche da ordinario di fisica della materia. Però in certi consessi, soprattutto quando si tratta di posti, risorse, conteggio delle teste, tirar su gli steccati fa sempre bene, no? Perché uno capisce a quale gregge appartiene. E questo è un problema serio. Il problema serio che è stato acutizzato e si acutizza ancora di più nel momento in cui la valutazione della ricerca fa di nuovo riferimento a questi settori. E come diceva prima Silvano, all'interno del settore dove sono io, fisica teorica, si passa dalla teoria di stringa alla meccanica statistica. Ieri a Trieste c'era Edward Witten, il più grande teorico di stringa esistente sulla Terra, ha fatto un seminario. Non è che ho capito proprio tutto, cioè, eppure siamo nello stesso settore scientifico-disciplinare. Si riconosce il linguaggio comune, però anche all'interno del stesso settore scientifico-disciplinare ci sono, è come diciamo, qui siamo vicini alle montagne, è come se uno va tra il Canino e il Montasio, ci sono le valli profonde, allora se uno cammina terra a terra, ogni piccolo, no? Ogni valle può diventare un problema, un ostacolo da superare. Se noi imparassimo e insegnassimo a volare come delle aquile, che l'aquila, cioè magari lei è brava nel suo territorio, però sa volare alto e vedere anche il territorio degli altri e capire, no? Questo secondo me è la cosa operativa, iniziare dall'educazione primaria, è lì che bisogna lavorare. Se uno lavora bene lì, poi tutto il resto segue. Più ricordare al Ministero che diciamo, a volte uno fa ricerche che sono tra i settori scientifici disciplinari, quindi il fattore 0,5, no? Perché poi c'è il problema delle riviste, per questo dicevo, l'interdisciplinare è un problema di sociologia forse, perché le riviste scientifiche, se io ho un buon lavoro, dove lo mando? Ma questo è il lavoro di neuroscienze? Sì, però c'è un po' di meccanica statistica, per esempio. Allora no, perché se lo mandiamo ai neuroscienziati referi, altra istituzione fondamentale nel progresso della scienza, ma croce e delizia, ai referi non capirà nulla, ce lo boccia. Allora no, lo dobbiamo mandare a fisica. Però se lo mandiamo a fisica, il referi non capirà niente di neuroscienze, ce lo boccia. E allora uno ha sempre questo tipo, cioè nella pratica della ricerca, nel momento in cui uno comincia ad andare a uscire dal proprio recinto, si trovano questi problemi. E questo secondo me è una cosa culturale. Tutte le battaglie culturali richiedono tempo, pazienza e dialogo. Quindi non ho la ricetta. In conclusione non ho la ricetta. Grazie, grazie Andrea. Ecco, io vorrei adesso che Elisa ci desse un suo contributo dal punto di vista proprio di una giovane ricercatrice. Che difficoltà puoi avere incontrato proprio nel maturare anche competenze interdisciplinari, o se ti sei mai concretamente imbattuta in queste questioni, al di là della ricerca che hai svolto, la quale è una ricerca diciamo di carattere teorico, ma nella concretezza invece del tuo lavoro di ricercatrice, quali esperienze puoi avere maturato in merito? Sì, di certo per quanto riguarda le incomprensioni all'interno di una stessa disciplina è un po' come quando si cerca di far leggere un paper di epistemologia analitica contemporanea a chi si occupa di postmoderno, ad esempio, e viceversa. C'è proprio una difficoltà che lì va anche proprio a livello di linguaggio, perché insomma si usano delle formalizzazioni completamente diverse e degli aspetti stilistici completamente diversi che fanno parte della disciplina entrambe, quindi sì, sicuramente questo è vero. D'altronde la mia esperienza non è sicuramente moltissima, non ho avuto una formazione completamente lineare, quindi ho un background di lettere, di classicista molto forte, anche se ho portato avanti la filosofia e adesso sono in una scuola di dottorato che è interdisciplinare e quindi lo è per questioni amministrative sicuramente, però ci sono state anche delle accortezze a mio parere che favoriscono un po'
delle forme di scambio tra noi dottorandi. Ad esempio abbiamo degli studi condivisi che condividiamo con persone che svolgono ricerche in discipline diverse dalla nostra, e questo sicuramente crea delle occasioni importanti per avere un'idea di cosa succede anche in discipline diverse dalla nostra, le metodologie che vengono usate, quali sono i problemi su cui si possono interessare altre persone che si occupano di argomenti diversi. E per quanto riguarda quello che ho potuto anche studiare attraverso la letteratura, sicuramente non è stata individuata una strategia univoca di risoluzione di tutti i problemi che pone l'interdisciplinarità, e probabilmente non esiste una strategia unica, perché sono pratiche che sono costitutivamente plurali nelle loro realizzazioni, possono essere intraprese individualmente, collettivamente, riguardano sì la didattica, ma riguardano anche cosa significa intraprendere un percorso di ricerca, un percorso accademico di tipo interdisciplinare, quindi cosa significa anche avanzare proposte di ricerca interdisciplinari che possono essere finanziate, e il tipo di sostegno, di riconoscimento che le istituzioni possono dare a questo tipo di pratiche. Di certo si dispone oggi di molte fonti di raccomandazioni, di linee guida che sono state sviluppate grazie anche alla registrazione di vari casi di buone pratiche, o comunque anche non di buone pratiche, ma di rendicontazioni, di report, di iniziative interdisciplinari, e sono sia pubblicazioni che anche risorse, raccolte di dati disponibili online e pubbliche, quindi questa è una forma molto utile di condivisione di risorse, sia di letteratura che di materiali, ma anche proprio di report, di attività che mettono in luce le difficoltà che si sono riscontrate e anche le strategie che si sono messe concretamente in atto per risolvere queste difficoltà. E quindi questa è una modalità sensata e anche abbastanza, cioè non troppo impegnativa, per dotarsi di risorse utili per la realizzazione di queste pratiche. E di certo comunque non è sufficiente, perché il problema è trovare uno spazio concreto di attuazione di pratiche interdisciplinari in un sistema che pone al centro la specializzazione disciplinare, e spesso le pratiche interdisciplinari sono affidate all'iniziativa di singoli individui o di gruppi molto ristretti, e questo non basta a creare una continuità solida a livello istituzionale per poter portare avanti queste pratiche su ampia scala. E in una pubblicazione molto importante del 2005, le National Academy statunitensi, si intitola Facilitating Interdisciplinary Research, e hanno proprio messo in luce la necessità di una riforma istituzionale sistematica a questo proposito. E, pensando all'insieme di ostacoli che si pongono alle pratiche interdisciplinari, un giovane ricercatore che decide di intraprendere un percorso in questa direzione vede un accumulo di ostacoli a ogni passo importante del proprio percorso, dal ricevere finanziamenti per i progetti che propone, appunto a cercare di pubblicare gli esiti di questi lavori, fino poi a riuscire a ottenere una posizione anche a livello professionale e istituzionale riconosciuta. E Gabrielle Bammer, che è una delle principali ideatrici e divulgatrici dell'I2S, che è Integration and Implementation Sciences, che è un campo di studi a marcato carattere interdisciplinare, proporrebbe di costruire una nuova forma di specializzazione, cioè quasi paradossalmente, diciamo, di disciplinare l'interdisciplinarità e inserirla in questo modo nel contesto accademico, perché questo rafforzerebbe le pratiche interdisciplinari, favorirebbe la collaborazione tra chi fa parte delle pratiche interdisciplinari, e però appunto Bammer sottolinea quello che è il ruolo di una disciplina nel creare un'identità per una comunità accademica che al momento non c'è per chi si occupa di interdisciplinarità, perché permetterebbe di creare degli standard condivisi, una formazione per nuove generazioni di ricercatori, e anche per poi la rilevanza che una comunità ha rispetto alle politiche di finanziamento, di riconoscimento delle proprie iniziative, delle proprie proposte. Però non credo che questa sia la strada più opportuna, perché il problema rimane quello di sostenere percorsi di formazione ed esperienze di ricerca che permettono appunto di acquisire competenze in campi differenti, quindi percorsi più dispersi, spesso più lunghi, che difficilmente trovano spazio nel sistema vigente. E sarebbe necessario rivedere principalmente i criteri con cui si valutano i singoli percorsi, per valutare positivamente non solo le carriere monodisciplinari, ma anche chi decide di non specializzarsi ulteriormente in un determinato ambito, ma di ampliare trasversalmente la propria posizione e la formazione. E il problema credo è che si collega immediatamente la carenza di specializzazione con la superficialità nella preparazione, ma non è così, appunto, perché chi si forma in campi diversi ha gli strumenti per poter capire linguaggi, metodologie diverse,
per metterli in integrazione, ma anche per dotarsi di un punto di vista a partire dal quale può valutare criticamente gli stessi presupposti disciplinari da cui proviene e quindi riconoscerne i limiti, riconoscere quando deve ricorrere anche a una prospettiva diversa sugli argomenti di cui si occupa. E quindi uno dei tanti problemi legati all'interdisciplinarità, non di certo l'unico ma non meno rilevante, riguarda i criteri di valutazione e di premialità dei percorsi di formazione, dei progetti di ricerca, delle pubblicazioni appunto. E mentre le discipline hanno sviluppato nel corso del tempo criteri determinati con cui valutare la qualità dei propri ambiti, del lavoro riferito ai propri ambiti, la stessa cosa non avviene per i lavori interdisciplinari, che spesso si devono affidare ai criteri che vengono applicati alle discipline, ma che in quel caso non trovano una... Comunque sono opinabili anche i primi. Certo che sono... No, spesso sono opinabili anche quelli, però in quel momento un lavoro che non si colloca precisamente in un determinato settore fa più difficoltà ad essere valutato, anche perché appunto le dinamiche di peer review sono molto più difficili in quel caso e spesso non basta ricorrere a commissioni di valutazione interdisciplinare, perché comunque anche in quel caso si ripropone lo stesso problema tra i reviewers, quindi se si chiamano esperti da campi diversi a valutare un contributo interdisciplinare non è detto che si risolva la questione, che si capisca effettivamente se l'integrazione che porta quel contributo è un contributo autentico e significativo a un possibile avanzamento del sapere. E, in tal senso potrebbe essere utile costruire, come si sta tentando di fare, dei quadri di riferimento generali che mettano in luce quali sono le caratteristiche salienti delle pratiche interdisciplinari, parlo soprattutto della ricerca, che quindi analizzino le modalità di realizzazione delle pratiche, mettendo anche in luce le diverse tipologie e più che sviluppare un'unica cornice di riferimento valutativa, sviluppare delle sorte di toolkits, quindi dei pacchetti che permettono di orientarsi nell'attività e trovare quello che è più adatto per il caso in questione e metterlo in pratica. E sicuramente non è un lavoro semplice, anche in questo caso ci sono diverse proposte di linee guida in questa direzione che però non trovano spesso un'applicazione concreta. Di certo l'interdisciplinarità è oggetto di tanta retorica che però difficilmente si traduce concretamente in iniziative davvero di valore e di rilievo sotto il profilo scientifico. Il problema è che non va interpretata né come una sorta di rimedio posticcio all'iperspecializzazione, né va indotta però artificialmente, anche forzando l'integrazione di ambiti troppo diversi o incommensurabili tra loro. Le pratiche interdisciplinari hanno valore autentico quando sono intraprese comunque in maniera sensata, giustificata e quando permettono di appunto retroalimentare anche la ricerca monodisciplinare stessa, quindi aprendo la ricerca monodisciplinare a nuove direzioni, ma anche collocandola all'interno di un contesto più ampio in cui le singole prospettive settoriali riescono a trovare una forma di comunicazione o una rimodulazione, una ricomposizione armonica dei propri esiti. Ecco. Grazie Elisa per questo. Grazie per queste riflessioni e lascerei appunto adesso la parola a Silvano Tagliagambe, dall'alto diciamo pure della sua esperienza. Ha iniziato proprio il suo intervento ricordando una questione che riguarda la didattica, l'organizzazione della didattica e i rapporti con il Ministero. Certo, si possono lanciare molte invettive contro la burocrazia ministeriale, io sarei il primo a farlo. Il problema è che la burocrazia, come diceva Stuart Mill, se la memoria non mi inganna, è un tentativo di governare scientificamente, razionalmente, società, diciamo, particolarmente complesse e sottraendo all'arbitrio interi campi, diciamo, del vivere collettivo. E quindi la burocrazia è inevitabile, così pure una certa suddivisione dei settori, delle valutazioni delle carriere. E appunto faccio appello alla sua esperienza e alla sua saggezza per avere qualche indicazione conclusiva. Lascio la parola a Silvano Tagliagambe. Ma guardate, vi invito a fare un esperimento. Andatevi a leggere i verbali delle commissioni di valutazione delle diverse
carriere disciplinari, ai fini dell'avanzamento e via dicendo. E contate quante volte in questi verbali ricorre l'aggettivo pertinente o la sua negazione, non pertinente, e quante volte la non pertinenza viene invocata per negare valore di validità a ricerche scientifiche di tutto rispetto. Questa cosa a me personalmente fa imbestialire, perché quando ero coordinatore nazionale del raggruppamento di MFIL 02 per logica e filosofia della scienza, come raccomandazione ai membri delle commissioni che appunto dovevano valutare allora non tanto le idoneità quanto appunto la vittoria dei concorsi, avevo chiesto per cortesia di eliminare ogni riferimento alla pertinenza come criterio di giudizio, ma non per, diciamo, per una ragione molto precisa, che l'appello rigido a questo criterio impedisce di andare a capire la sostanza dei problemi. Voglio fare un esempio che mi sembra significativo da questo punto di vista. Nel 2008 esce un articolo di Chris Anderson, allora caporedattore della rivista Wired, che proclama una affermazione di questo tipo: lo sviluppo attuale, sempre più impetuoso, dell'intelligenza artificiale sta rendendo del tutto obsoleti i concetti di modello, di teoria, che vengono sempre più sostituiti dall'unico concetto che è valido, che è quello di correlazione statistica. Ora, un'affermazione di questo genere non tiene conto del fatto che nel passaggio dall'umanesimo e Rinascimento al Seicento e alla rivoluzione scientifica ci fu un passaggio epocale che pochi ricordano. Bisognerebbe richiamare in vita Paolo Rossimonti per questo, e cioè il fatto che l'idea della ricerca di epoche così importanti come l'umanesimo e il Rinascimento era basata sul fatto che per essere ricercatori, scienziati e sapienti bisognasse avere caratteristiche più che umane. Questa era la figura del mago, del sapiente dell'epoca umanistica e rinascimentale, e che nel Seicento ci si pone un problema fondamentale che mi auguro sia ancora attuale, che è il problema dell'eguagliamento delle intelligenze, cioè dell'idea che anche persone dotate di caratteristiche anche non superuomini avessero tutto il diritto di partecipare all'elaborazione del sapere. E nacquero, questo non lo ricorda quasi nessuno, ma nacquero non un metodo, quello galileiano, ma due metodi. Il metodo baconiano, guarda caso basato sulle correlazioni, tavola delle presenze, tavola delle essenze e tavola delle correlazioni, e il metodo galileiano basato invece sulla elaborazione di modelli, di ipotesi, di teorie e via dicendo. Tra i due, come tutti sappiamo, ebbe la meglio il metodo galileiano, non per caso, e oggi il riferimento che fa Anderson, e dopo di lui ancora oggi tantissimi altri, all'importanza delle correlazioni. Badate bene, importanza vuol dire che io le registro attraverso l'intelligenza artificiale, ne registro la ricorrenza e l'efficacia, non capisco perché esistano quelle correlazioni, ma questa cosa non mi preoccupa minimamente. Ho avuto di recente, proprio nei giorni scorsi, un colloquio con il prorettore alla ricerca dell'Università di Cagliari, un fisico, Luciano Colombo, che mi diceva: io sono sconvolto dal fatto che sempre più nelle relazioni ai congressi di miei colleghi, anche molto autorevoli, sento dire: vabbè, c'è una correlazione, funziona, sì, capiamo il suo significato, no, ma chi se ne importa?
Ora voglio dire, chi se ne importa? Chi se ne importa di che cosa? Di capire il significato delle cose che facciamo, dei collegamenti che istituiamo, cioè accontentandosi del puro fatto che quel tipo di ricorrenza, di correlazione, di relazione è efficace, funziona. Allora si capisce perché in un'ottica di questo genere il problema del collegamento tra discipline scientifiche e discipline umanistiche, il problema della modellizzazione da una parte, che è la base delle discipline scientifiche, e il problema della narrazione e della individuazione del significato dall'altra, non scaldi minimamente i cuori e non venga considerato rilevante. Ma è questo che vogliamo? Arrivare a un tipo di scienza che abdica al problema del capire il perché, del comprendere il significato. E allora, diciamo, da questo punto di vista, guardate, dico queste cose perché credo che sia importante capire dove ci porta l'esasperazione dello specialismo e della pertinenza. In un momento, badate bene, in cui anche la questione della bipartizione tradizionale tra discipline scientifiche, modellizzazione, e discipline umanistiche, la narrazione, anche questo tipo a grandi linee di bipartizione è stata superata. Pensate al fatto che il premio Nobel per la medicina dell'anno scorso è stato attribuito a uno scienziato, Pabo, no? Che è andato a ricostruire, come tutti sappiamo, sulla base di un frammento che aveva trovato, il DNA dell'uomo di Neanderthal. Sulla base dello studio approfondito, disciplinare quindi, di questo DNA, si è occupato della ricostruzione di una grande narrazione, e cioè di tutti gli incroci che ci sono stati nel passato remoto tra uomo di Neanderthal e Homo sapiens. E questo che cos'è? Modellizzazione? No, è narrazione, è ricostruzione di una narrazione. E sulla base di questa narrazione si è posto un problema, ancora una volta, di modellistica e disciplinare, e cioè andare a capire e a studiare quanta parte, che percentuale del DNA dell'uomo di Neanderthal in seguito a questi incroci che ci sono stati nel remoto passato sia ancora presente nel nostro cervello e che incidenza abbia questa parte nelle risposte o non risposte, nell'efficacia delle nostre risposte a malattie come il Covid, per arrivare a problemi di attualità stringenti. Incrocio tra narrazione e modellizzazione. Incrocio che non è soltanto un fatto di curiosità, ma determina un nuovo campo di ricerca, la paleogenetica, che si incrocia con la genetica e con l'epigenetica e dà luogo a nuovi e impensabili fino a qualche anno fa sviluppi della stessa genetica e dell'epigenetica, cioè dei campi disciplinari che sono investiti da questo incrocio tra modellizzazione e narrazione. Allora, da una parte vorrei sollevare questo aspetto, perché è bene che i giovani... Da una parte abbiamo un'esasperazione disciplinare che viene spinta sino al punto di affermare, ma guardate che non è un fatto, Andrea Marita lo sa, non è un fatto, diciamo, così raro, al punto che si infoltiscono le fila di coloro che dicono funziona, è efficace, questo mi interessa capire. Lasciamo perdere. Verrebbe il caso di ricordare quello che diceva Einstein a proposito di tutt'altri problemi: se la scienza è questa, preferisco fare il ciabattino, perché almeno capisco quello che sto facendo e non rinuncio a problemi di comprensione. Dall'altra, invece, un incrocio tra modellizzazione e narrazione tra discipline diverse, ho fatto il caso paleogenetica, genetica, epigenetica, teoria quantistica dei campi, che genera problemi estremamente rilevanti e significativi all'interno delle stesse discipline. E allora voglio dire, ma
questa separazione di campi e di rigore e di significanza tra disciplinarità, multidisciplinarità e transdisciplinarità è qualcosa che possiamo ancora sensatamente affermare con diciamo, argomentazioni che reggano alle deduzioni che possono essere fatte sulla base di esempi storici e di approfondimenti di campo? Io credo proprio di no, e da questo punto mi fa veramente rabbrividire, perché dove stiamo arrivando? L'idea di trasformare la multidisciplinarità, la transdisciplinarità in una disciplina. Ma cioè veramente, ragazzi miei, ma vi rendete conto di che cosa significa? Significa un fatto molto, molto preciso che vediamo. Il tentativo, che purtroppo viene fatto molto spesso, sempre più spesso, in vista del riconoscimento accademico di cui si parlava prima, delle ricerche di epistemologia, il cui significato andrebbe illustrato, nata con Kant, tipica, diciamo, esercizio di costruzione di ponti all'interno dei saperi e della conoscenza, trasformare l'epistemologia, che è questa, in una diciamo, scienza disciplinare che, devo dire con amarezza, nessuno all'interno del campo scientifico poi si fila, perché voglio dire, da questo punto di vista le pertinenze di carattere disciplinare sono molto più significative, quelle che si trovano ancora all'interno dei campi della fisica, piuttosto che della biologia, piuttosto che delle stesse neuroscienze. Per cui c'è bisogno obiettivamente di una ristrutturazione, di una riorganizzazione dei campi del sapere. Come? Ricordo, e con questo concludo, che Maria Cristina Messa, quando era, prima di diventare ministro, rettrice dell'Università Bicocca di Milano, fece un'operazione estremamente interessante, cioè istituì una scuola di dottorato dei dottorati, chiedendo che tutti i dottorandi dei diversi settori disciplinari partecipassero a questa scuola, ma non per farne un nuovo esperimento di tipo disciplinare, ma per dire: gli economisti, i fisici, i filosofi, gli storici e via dicendo devono avere una base comune di formazione, devono in qualche modo avere un linguaggio che si riferisca ad esperienze di comunicazione tra i diversi rami del sapere. Non so che seguito abbia avuto oggi all'interno di questo Ateneo questo tipo di esperimento, ma certamente, ad esempio, all'interno dell'Università di Cagliari, per impulso del rettore e del prorettore alla ricerca che ricordavo prima, abbiamo istituito una cattedra che diciamo, ha il compito di focalizzare l'attenzione su problemi di questa natura. Abbiamo chiamato a ricoprirla Luciano Boi, che viene da Parigi e che ha formazione, ha lavorato con Longo nel campo della matematica, con Bertozzo nel campo delle neuroscienze, con a suo tempo Varela nel campo della biologia e via dicendo, quindi ha un'esperienza interdisciplinare rigorosa di tutto rispetto, per cercare di sviluppare all'interno dell'Ateneo un tipo di attività di ricerca che sia capace proprio di mettere insieme, integrare, per riprendere l'argomento da cui ero partito, le ricerche che si fanno in diversi tipi di campi nei diversi dipartimenti. Ecco, noi dovremmo avviarci a chiudere perché alle ore 17 c'è un secondo incontro, forse c'è il tempo, ma molto rapidamente, per un'eventuale domanda, se ci fosse qualcuno. Mi dispiace, ma credo fosse più importante lasciare la parola ai nostri invitati, e se qualcuno volesse intervenire o se il magnifico rettore vuole dire una parola conclusiva, ma altrimenti io
chiuderei questo incontro, che è stato molto interessante, mi ha reso più sensibile all'interdisciplinarità, sulla quale nutrivo un qualche scetticismo pratico, non che io non sia diciamo appassionato di andare al di fuori dell'hortus conclusus della disciplina, ma diciamo ho sempre temuto che poi nel concreto il dialogo non fosse sufficientemente approfondito per mancanza di competenze da entrambe le parti, mentre invece questo incontro mi ha reso più ottimista. Con questa nota di ottimismo chiuderei il nostro incontro pomeridiano e auguro al Festival Collegamenti di poter proseguire con interesse del pubblico, e ringrazio di nuovo tutti coloro che nell'Università di Udine si sono spesi così tanto per darci questa opportunità. Buona serata, buon pomeriggio a tutti.